sono dei rumori. Indizi. Forse intende che questi rumori sono degli indizi. Qui c'è Tosca. Sembrerebbe proprio di sì. Colpevole. Gelosia. Io qui credo di aver già capito, forse quella era la cosa in più che ci vuole dire. Lui era geloso del fatto che lei fosse ancora in vita e in questo momento ho veramente i brividi che mi vengono su per la schiena e quindi in un certo senso doveva comunque averla anche dopo, probabilmente lo shock di essere scomparso prima della loro nozze, prima della loro data di matrimonio, forse all'età. Probabilmente erano gli anni di Ennio. E mi lascia un po' senza parole perché povera. Fiducia. Io spero che intenda che si fida. Intanto ha molta consapevolezza. E come? Com'è possibile? Intendo questa cosa, la percepisco come com'è possibile riuscire a comunicare così. Mai è successo probabilmente. Io comunque interpreto sul momento che sono qui tutte le sensazioni, tutte le cose che sento e che leggo, perché ovviamente il REM mai davvero è stato così coerente con fatalità. Fra un po', sì, è Pasqua. Spero Tosca che riesci a rinascere, a tornare in una nuova forma, in una nuova vita e ad avere non più questi pensieri, essere così, intendo, aggrappata a queste cose che sono successe. A pagamento. Probabilmente forse anche felice di dirci queste cose. Nel frattempo mi ero completamente dimenticata dell'M1, ma penso che stia continuando anche quello a illuminarsi. Oh no, guarda, partire. Sarebbe fantastico se siamo riusciti a captarla, comunicare e addirittura sapere che lei può andare oltre. È così? Vedi, partire e tornare. Forse no, forse allora Sirene. Adesso è venuto fuori frate. Poco prima è uscita la parola sirena e ho interpretato forse anche partire.
e tornare. Nella leggenda mi sembrava che Ennio fosse un pescatore. Frate subito. Adesso no, forse no. Allora sì, anche in questo caso probabilmente si sta un po' ripetendo la scena. Tosca. Piacerebbe tanto che riuscissi ad andare oltre se sei ancora legata qui. Quello che tu ci hai raccontato è già abbastanza, anche tanto direi. Tantissimo. Fedele. Non so se si è inteso fedele nei confronti del marito, visto che è uscita anche la parola frate. C'è qualcos'altro, Tosca, che vuoi farci sapere inerente a te, a Ennio, investigazione? Sì, lo stiamo facendo, sì. Comunque già dal pendolo avevi detto che sei felice di poter comunicare e questo ovviamente già ci rende felici. Adesso non escono parole stranamente, ma fermo a quella prima. Forse le bastava questo. Direi di cercare di provare a concludere magari questa comunicazione, perché in qualche modo bisogna chiuderla, sempre con il pendolo, e capire se lei è qui e resterà. Forse ha già risposto. È un grosso blocco. Dicevo, adesso stoppo il REM, il generatore di parole, e riprendo in mano il pendolo per capire se lei è qui e se è una sua scelta. Come ho detto, chiudo. Arrivederci. Ok, quindi penso non servirà nemmeno il pendolo, perché lei probabilmente quello che voleva farci capire e dire in più è appunto che quello che ha patito di più è stato il fatto che Ennio fosse geloso della sua vita. Ok, ho chiuso il REM, visto che ci aveva già salutato lei. Non insisto oltre, perché comunque è giusto che sia così. E aspetto ovviamente che anche voi mi dite la vostra nei commenti, se secondo voi lei è cosciente del fatto di essere qui e probabilmente di rimanere qui, perché ha venuto fuori delle parole catene, forse magari è in un certo senso il suo percorso animico, di anima, quello di ancora restare qui. Però io mi auguro sempre comunque che da queste comunicazioni possano esserci, oltre a delle conferme che queste storie sono vere e non solo leggende, ma anche che possano procedere, andare avanti, e forse proprio anche grazie a questi tipi di comunicazione non si sentono poi così dimenticati. Anche oggi questa indagine è arrivata al termine e come mio commento personale, come pensiero che posso lasciare a voi, è come sempre di gratitudine ovviamente nei confronti di Tosca, che ha voluto raccontarci e dirci quel qualcosa in più
che noi non sapevamo, che diversamente non potevamo sapere. La ringrazio e spero che in questo modo si sia un po' alleggerita il peso. Al prossimo video.